Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti alla seconda serata della settimana sociale. Allora, siamo Andrea Conficoni E Angie di Caritas e siamo membri del gruppo organizzatore di questa settimana sociale, della 22esima settimana sociale, e siamo proprio contenti di vedervi numerosi e trepidanti rispetto al tema importante di questa serata. E ci sono tante organizzazioni dietro alla realizzazione di queste 3 serate e le vogliamo ringraziare fortemente. E prima di iniziare e dare la parola e ascoltare i contributi delle persone che interverranno, chiamiamo le 2 dirigenti, Gaetina Dafermo e Fanny Mion, per un saluto iniziale. Grazie. Buonasera a tutti. Desidero ringraziare la Diocesi di Vittorio Veneto per l'opportunità data al nostro istituto, l'Istituto Superiore Casagrande, di partecipare alla settimana sociale. Ringrazio la preside Mion per la partnership che ha permesso la realizzazione di un'attività educativo-didattica molto preziosa che si è concretizzata nella realizzazione di un opuscolo sulla scuola buona, sull'idea di scuola buona, scuola ideale che hanno i ragazzi, partendo naturalmente da un fil rouge, da un filo conduttore che è I Care di Don Milani. Quindi ho letto l'opuscolo con attenzione e come dirigente mi sento di condividere queste proposte, queste idee, perché rappresentano anche il mio ideale di scuola. Quindi perché l'educazione per me da sempre non è riempire un vaso, ma accendere un fuoco, una passione. E quindi spero di farmi portavoce di questi valori che sono anche i vostri. Grazie. Buonasera a tutti, con emozione che ringrazio la Diocesi per questa opportunità data ai nostri ragazzi di terza media, di terza secondaria e primo grado, di poter appunto lavorare con i ragazzi più grandi del Casagrande. È stata quindi un'esperienza di orientamento e di curriculum verticale dove si mettono insieme le competenze e le abilità di studenti di età diverse. E ringrazio perché poter ragionare e riflettere su tematiche quali la scuola, quali l'educazione civica, domandandosi: ma è sempre esistita questa disciplina o qualcuno ha fatto in modo che a un certo punto nella scuola italiana si potesse cominciare a parlare di educazione civica? Ecco, per dei ragazzi di terza media, credetemi, è stata un'occasione importante. E permettetemi di ringraziare i miei studenti di terza media, perché leggere adesso davanti a questo pubblico, anche in diretta TV, lo sapete ragazzi che lo siete? Non lo sapevate, adesso lo sapete. Ecco, è una grande impresa, quindi volevo insomma complimentarmi con loro e ringraziare veramente tutti voi e buon ascolto e buona serata. Grazie. Eccoci quindi a questa serata speciale che abbiamo intitolato Le sfide della scuola, dalle nozioni alle relazioni. Gli stimoli che sono arrivati dalla prima serata di lunedì ci permettono di guardare alla scuola come spazio e tempo di prossimità e di possibilità. A scuola si incrociano, convivono e si confrontano, fronteggiano insegnanti e personale scolastico, studenti e studentesse, genitori, tante età, un universo di persone con provenienze e storie diverse. Ecco perché questa sera ci sono più persone sul palco, più persone e voci attorno al nostro tavolo. Oltre a Barbara Baffetti e Don Maurizio Girolami, ascolteremo e rifletteremo su quanto ci propongono gli studenti di 5 classi. Il 19 novembre scorso
c'era il Teatro Carini pieno di studenti per assistere allo spettacolo teatrale Cara professoressa di Beppe Casales, uno spettacolo che abbiamo immaginato proprio per dare inizio a un percorso che ha una sua tappa importante questa sera, ma non finirà. E ne sono usciti i ragazzi, più di 400, con stimoli, e ne sono usciti stuzzicati anche con la voglia di continuare a riflettere sul proprio vivere a scuola e sul desiderio di una scuola migliore, anche appunto sugli stimoli di Don Lorenzo Milani della Scuola di Barbiana. Diamo quindi ora la parola a loro. Ci presenteranno alcune delle loro riflessioni e proposte di cambiamento, frutto di un lavoro di letture e di ricerca davvero ricco, poliedrico, che interroga noi, la scuola e la politica e il futuro della comunità, e che ritrovate appunto nel libretto che ci hanno lasciato. È un lavoro di cui siamo davvero grati e che accogliamo, ringraziando fortemente anche gli insegnanti che li hanno accompagnati. Grazie. In particolare Maria Regina D'Albenna, Paolo Brugnera e Loris Vietzer per il Marco Casagrande e Fanny Mion per il Balbi Valier. I ragazzi che ascolteremo sono Lorenzo, Carolina, Angela ed Elena delle classi quinta A del liceo scientifico e quarta C del liceo delle scienze applicate del Marco Casagrande. Successivamente ci saranno Davide, Nicola, Matteo ed Ettore della terza A e terza B del Balbi Valier e infine Francesca, Laura, Anna e Tommaso per la quinta C del liceo Scienze Umane del Marco Casagrande. Buona serata. Buonasera a tutti, siamo Angela e Carolina della quinta A Liceo Scientifico Marco Casagrande e Elena della quarta C del Liceo delle Scienze Applicate. In questi mesi in classe abbiamo riflettuto insieme sullo scritto Lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani e dei suoi studenti della scuola di Barbiana. E quindi partendo dall'analisi dei diversi sistemi scolastici nel mondo ci siamo soffermati principalmente su quelli che sono gli aspetti critici del sistema scolastico italiano, confrontandoli appunto con quelli che sono emersi dal libro. Questo ci ha portato ad avanzare alcune riflessioni e proposte che questa sera appunto vorremmo presentarvi. Noi crediamo che allenare la scrittura sia fondamentale per esprimere al meglio i propri pensieri e le proprie idee. Spesso noi studenti ci troviamo in difficoltà nel presentare i temi studiati e le nostre opinioni al riguardo. Questo perché nella scuola di oggi non si impara più a scrivere, non ci viene insegnato, ci si concentra sulla singola verifica e sulla singola nozione. Quindi la domanda che ci sorge è: se dedicassimo meno tempo alla letteratura e più alla scrittura? Un altro problema che persiste nella scuola italiana, secondo il nostro punto di vista, riguarda l'insegnamento dell'educazione civica, una materia scolastica che è stata introdotta nel 2020 al fine di formare, oltre che a degli studenti, dei cittadini consapevoli. Riconosciamo e sosteniamo l'importanza dello studio di questa disciplina, ma riteniamo che sarebbe necessario aggiungerla come materia di per sé, separata dalle altre, con un professore specifico. Questo perché molto spesso la materia viene inserita nei programmi delle varie discipline in maniera non approfondita, senza dare la giusta importanza. Ma questo argomento è stato anche approfondito dalla classe del collegio Balbi Valier e lo potete trovare nell'opuscolo. La bocciatura. La bocciatura, così come è strutturata oggi, spesso non rappresenta una vera e propria opportunità di crescita per gli studenti, ma piuttosto un ostacolo che può demotivarli e allontanarli dal loro percorso scolastico.
La scuola dunque dovrebbe essere un luogo che stimola la crescita e l'apprendimento. È fondamentale rivedere questo strumento affinché essa non diventi un fallimento personale. Dobbiamo costruire una scuola che non lasci indietro nessuno, ma che dia a ogni studente la possibilità di crescere, imparare e superare le proprie difficoltà con il giusto sostegno. Prima di arrivare a una decisione drastica come è la bocciatura, gli studenti dovrebbero avere accesso a percorsi di recupero personalizzati, come tutoraggio, corsi di supporto e verifiche intermedie che consentano loro di migliorare senza dover ripetere un intero anno scolastico. Un sistema educativo dunque che motiva e non che punisce. Uno dei problemi più attuali e condivisi che riscontriamo è quello dello studio e dell'insegnamento della storia. Pertanto riteniamo necessarie due modifiche sostanziali. La prima è quella di dare maggiore spazio alla storia contemporanea, che nella maggior parte dei casi non si fa neanche in tempo ad affrontare, e in particolare l'ultimo anno delle scuole superiori per permettere agli studenti di andare ad analizzare i temi di grande rilevanza come i conflitti globali, l'evoluzione della politica internazionale, le sfide ambientali e i fenomeni migratori. La seconda invece riguarda la necessità di avere una visione generale degli argomenti studiati e quindi evitando di soffermarci sui dettagli che presto verrebbero dimenticati. Il sistema scolastico sembra essere da sempre strutturato in maniera tale da dare più importanza alla valutazione che gli studenti ricevono nelle verifiche, piuttosto che valorizzare il percorso tramite cui le informazioni vengono apprese. Molti studenti in particolare trovano che le verifiche siano strutturate per metterli in difficoltà e che lo scopo dei professori sia quello di dimostrare loro il loro potere sia ai colleghi che agli studenti stessi. Noi studenti proponiamo quindi di concentrare la spiegazione sul tramandare concetti importanti, stimolando così la nostra curiosità e la voglia di approfondire questi argomenti, piuttosto che pretendere dei dettagli inutili oppure imparare a memoria certe cose solamente al fine di superare un test. Per quanto riguarda lo studio delle lingue, riteniamo che il sistema attuale sia inefficiente. Proponiamo di andare a ridurre quelle che sono le ore di studio della grammatica, che comunque sottolineiamo essere importanti, ma vorremmo dedicare quel tempo al dialogo in classe oppure all'ascolto tramite magari dei film. Per migliorare il supporto agli studenti proponiamo alcune iniziative concrete che rispondano ai bisogni della nostra comunità scolastica. Prima di tutto è essenziale offrire più possibilità di sostegno agli alunni in difficoltà. Questo può essere fatto attraverso il coinvolgimento attivo sia degli alunni stessi che degli insegnanti e dei professori, creando una rete di collaborazione e condivisione che aiuti a superare le difficoltà. In secondo luogo, la scuola dovrebbe proporre una lista di insegnanti certificati disponibili ad offrire ripetizioni gratuite. Questo garantirebbe un aiuto concreto e accessibile a chi ne ha bisogno, senza creare ulteriori difficoltà, soprattutto economiche, alle famiglie. L'obiettivo di queste proposte è costruire un sistema scolastico più inclusivo e solidale, dove ogni studente possa avere l'opportunità di apprendere e migliorare senza essere lasciato indietro. Grazie per l'attenzione. Noi ragazzi di terza secondaria di primo grado del Collegio Balbi Valier abbiamo iniziato questo percorso verso la settimana sociale, assistendo allo spettacolo teatrale Cara professoressa, rappresentazione adattata di Lettera a una professoressa di Don Milani. Ci hanno colpito alcuni momenti della rappresentazione, in particolare quando l'alunno racconta con tristezza e rabbia
che non è per niente convinto della scuola che ha fatto. La protesta per il metodo didattico poco attento ai bisogni dei singoli alunni, che la differenze tra chi ha buone possibilità economiche e chi no. Ricorda anche di quella professoressa che non ha mai creduto in lui, convinta che lui non avrebbe mai fatto nulla di buono. Continua raccontando di un'esperienza totalmente diversa in Finlandia, dove ha trovato dei docenti che non hanno lasciato indietro nessuno e dove lui si è sentito veramente accolto. Aver partecipato a questo spettacolo ci ha aiutato a comprendere come è diverso e migliore il nostro vissuto scolastico, dove le nostre difficoltà ma anche le nostre potenzialità sono considerate e al centro dell'attenzione dei nostri docenti. In classe abbiamo continuato la riflessione su questi argomenti, lavorando sul testo Il sogno di un'altra scuola, di Affinati, e siamo stati in particolare provocati dalla frase di Don Milani: l'obbedienza non è più una virtù, tratta dalla lettera ai giudici. Sono nate delle riflessioni. Dobbiamo chiederci se l'ordine che ci viene dato è giusto o sbagliato, facendo un'obiezione di coscienza. Come dovrei comportarmi se sono obbligato a fare qualcosa che tradirebbe i miei amici? È importante pentirsi subito, fare un esame di coscienza immediato quando si compie qualcosa di sbagliato nei confronti di sé e degli altri. Ognuno è responsabile nel suo piccolo di problemi più grandi. Ci siamo infine incontrati con la classe quinta delle Scienze Umane dell'Istituto Casagrande. Gli studenti ci hanno aiutato a continuare nella riflessione utilizzando la metodologia di Philosophy for Children. Nello specifico ci siamo sempre più addentrati nella riflessione legata all'obiezione di coscienza. Abbiamo ragionato attorno a delle domande che ci hanno provocato molto, come: perché ci sono le leggi? È possibile che una legge non sia giusta? Cosa significa essere buoni cittadini? Grazie al supporto degli studenti più grandi siamo giunti a queste conclusioni. È importante conoscere le leggi e, quando saremo più grandi, domandarci se esse necessitano di riforme e che lo possiamo fare protestando in modo pacifico, ovvero dicendo e proponendo le nostre opinioni con un linguaggio adeguato e utile a porre nuove prospettive. Grazie a questa proposta abbiamo potuto ragionare sul nostro modo di essere studenti, su come ora è la scuola e su come essere cittadini sempre più consapevoli e partecipativi. Grazie che hai organizzato questa possibilità di confronto e a Don Milani. L'insegnamento dell'educazione civica è stato introdotto per la prima volta nel 1958 da Aldo Moro e poi abolito come insegnamento autonomo nel 1990. È stato reintrodotto poi ufficialmente con la legge numero 92 del 2019. Era allora ministro dell'istruzione Bussetti, di Area Lega. Le prime linee guida che disciplinarono nel dettaglio l'insegnamento dell'educazione civica furono però pubblicate solo nel giugno del 2020, un anno dopo. In quel momento il ministro dell'istruzione non era più il leghista Bussetti, ma la 5 Stelle Azzolina, in un governo nel quale il Movimento 5 Stelle era coalizzato con i partiti di centrosinistra. Queste prime linee guida sono rimaste in vigore fino al 2024. Con un decreto del settembre scorso l'attuale governo le ha abolite e sostituite con altre, attualmente in vigore. Si è trattato di una soluzione che ha fatto rumore, infatti il ministro attuale, Valditara, si è trovato schierato contro il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, CSP, organo consultivo del Ministero Formativo, in gran parte composto da rappresentanti eletti fra gli insegnanti. Questa commissione di esperti, in una nota dell'agosto del 2024, ha infatti espresso parere negativo sulle nuove linee guida, ma Valditara non ha tenuto conto di queste critiche e ha pubblicato ugualmente le nuove linee guida. Ma come mai il CSPI non era d'accordo con Valditara? Il motivo principale è che il CSPI, le nuove linee guida, non mettevano abbastanza in luce la relazione sociale tra individuo e collettività. Cioè,
riflettono una visione del mondo liberale individualistica e, anche quando citano la Costituzione italiana, lo fanno lasciando in ombra i principi di solidarietà sociale che pure in essa sono presenti. Facciamo un esempio. Per il CSPI, quando le nuove linee guida presentano come un elemento importante dell'educazione civica l'educazione finanziaria, lo fanno come se essa fosse solo uno strumento per valorizzare l'iniziativa economica privata e tutelare il patrimonio privato, senza mettere in luce che, invece, per parlare oggi di lavoro, economia, investimenti e risparmio, ha senso solo in una logica di sostenibilità sociale e ambientale. Fin qui le critiche del CSPI. Noi però abbiamo provato ad allargare lo sguardo e a mettere a confronto le linee guida con il pensiero di uno degli autori più radicali della pedagogia, Don Lorenzo Milani. Per prima cosa torniamo alla Costituzione. Lettera a una professoressa, testo nel quale si ritrova in maniera piena il pensiero di Don Milani, cita per intero un solo articolo della Costituzione, l'articolo 3. È l'articolo che afferma l'uguaglianza di tutti i cittadini e l'impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono di fatto la libertà e l'uguaglianza dei più poveri. Come si sa, questo articolo della Costituzione tenta la difficile sintesi di 3 tradizioni politiche, quella cattolica, quella socialista e quella liberale. Lo stesso Aldo Moro, un cattolico, quello che introdusse per la prima volta l'insegnamento a scuola dell'educazione civica, lavorò moltissimo perché l'articolo 3 fosse approvato dall'Assemblea Costituente nella forma in cui ancora oggi lo leggiamo. Abbiamo parlato di sintesi fra principi cattolici, socialisti e liberali. In effetti, anche per Don Milani, questa sintesi era la cosa più apprezzabile della Costituzione. In che senso? Nel senso che la Costituzione, quando parla di libertà e di uguaglianza, che sono i principi cardine del liberalismo politico, lo fa con la consapevolezza che questi valori sono reali solo in teoria, così come afferma la tradizione politica socialista, e che occorre lo sforzo di tutti, ossia l'impegno dello Stato, perché diventino concreti anche per le persone più povere. Per Don Milani, per il quale la povertà maggiore era quella culturale, doveva essere proprio la scuola ad impegnarsi perché anche i bambini e i ragazzi delle classi popolari fossero portati al livello di parità con tutti gli altri loro coetanei. Si sente allora qui un'affinità di pensiero fra Don Milani e la critica del CSPI, di cui abbiamo parlato prima. Le nuove linee guida parlano sì di Costituzione e affermano che essa è il fondamento dell'educazione civica, ma sembra che lo facciano mettendo in ombra il fatto che la Costituzione non è un documento che rispecchia solo le idee liberali e che quindi, accanto al valore dell'individuo, sullo stesso piano, in essa sta anche il valore della collettività. Una seconda e ultima cosa. E stavolta facciamo riferimento a un altro famoso scritto di Don Milani, La lettera ai giudici, del 1965. In questo scritto Don Milani si difende dall'accusa che alcuni gli facevano di essere un cattivo maestro, uno cioè che insegnava a non rispettare le leggi dello Stato. Una specie di anarchico, insomma. In questo testo si parla proprio della funzione civica della scuola. Ci è sembrato questo il contributo più originale che Don Milani può dare ancora oggi alla riflessione su che cosa dovrebbe essere l'educazione civica e quindi un buon termine di paragone per dare un giudizio critico sulle linee guida firmate dal ministro Valditara. Il passaggio chiave della lettera ai giudici descrive che cos'è la buona scuola ed è questo. Dice: la scuola è l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio, da un lato formare in loro il senso della legalità, dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico. Non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo d'amare la legge è d'obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste, cioè quando sono la forza del debole, quando invece vedranno che non sono giuste, cioè quando sanzionano il sopruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiate. Si vede qui una distinzione fondamentale. Da un lato può essere una scuola focalizzata solo sull'insegnare il senso della legalità, e certo non è poco, considerato quanto debole sia il senso civico tra le persone. Nella mentalità comune, infatti, è considerata apprezzabile furbizia e non deplorevole egoismo quella di chi ritiene che lo Stato sia meglio cercare di fregarlo appena si può. Però qui si resta sempre a un livello individualistico.
o l'individuo che egoisticamente cerca di fregare lo Stato, oppure lo Stato che, da un punto di vista liberale, è al servizio degli interessi dell'individuo. A dire la verità, le nuove linee di guida vedono l'educazione civica proprio così, come uno strumento per insegnare il senso della legalità, per insegnare, così si esprimono, il rispetto verso le regole che sono poste per una società ordinata. Don Milani, invece, propone un modello di scuola diverso. Una scuola in cui l'educazione civica non è solo educazione al senso della legalità, ma anche educazione al senso politico. Per Don Milani si tratta di aiutare i ragazzi ad acquisire quella sensibilità politica che li faccia guardare alle leggi in vigore per quello che sono, cioè opere di uomini storicamente determinate e cioè non perfette ma sempre migliorabili. Si tratta di lavorare coi ragazzi perché diventino persone che non credono che la politica sia una cosa da lasciare ai cosiddetti esperti, ma un compito importantissimo per ognuno, perché ognuno, insieme agli altri, ha la responsabilità di costruire un mondo più giusto. Certamente, dagli anni 60 ad oggi, le cose sono cambiate e la politica è vista, soprattutto dai giovani, come qualcosa di lontano e non interessante. Ma proprio per questo, forse, la provocazione di Don Milani è ancora attuale. Ringraziamo tutti i ragazzi per la curata analisi del modello educativo, scuola che si trovano a vivere in prima persona, per cui preziose proposte anche di concretezza su come migliorare la scuola e tutte tematiche che sono riconducibili alla funzione civica della scuola, quindi il valore sociale che ha l'istruzione, quindi tematiche di grande importanza non solo per chi si occupa di educazione, quindi insegnanti, educatori o per chi è genitore, ma proprio una tematica che riguarda e che è di grande importanza per tutta la società. Chiamiamo sul palco gli altri due ospiti, quindi questa sera con noi ci sono Don Maurizio Girolami e Barbara Baffetti, che con noi continueranno a riflettere anche sugli stimoli dei ragazzi. Allora, Don Maurizio è nato a Magnago, 52 anni, è sacerdote della diocesi di Concordia, Pordenone. Ha conseguito il baccalaureato in teologia, la licenza in scienze bibliche e il dottorato in teologia e scienze patristiche. È insegnante di Nuovo Testamento e di patristica da oltre 20 anni ed è docente anche di patristica e patrologia anche a Gerusalemme. Tra l'altro domani mattina partirà per raggiungere Israele e quindi lo ringraziamo ancora per essere qua con noi. Dal 1 settembre del 2024 è preside della facoltà di teologica del Triveneto a Padova e facoltà che proprio ieri ha compiuto 20 anni. È arrivato il messaggio del Papa di augurio e ringraziamento per la sua missione educativa in favore dei giovani del territorio da Papa Francesco. Da gennaio 2025 inoltre è presidente dell'Associazione Biblica Italiana. A lui abbiamo chiesto di riflettere assieme sulle sfide della scuola, dell'educare oggi, alla luce sia dell'esperienza di Don Milani, ma anche prendendo spunto da questi interventi dei ragazzi che ci hanno portato appena adesso l'attenzione. A lei la parola. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie dell'invito, ringrazio soprattutto gli interventi dei ragazzi questa sera di fronte ai quali io non avrei molto da aggiungere, nel senso che avete toccato temi così importanti della scuola, ne sono rimasto ammirato
sia per quanto riguarda l'importanza delle discipline, penso alla lingua, alla storia, sia per quanto riguarda anche l'assetto della nostra legislazione. Siete molto lucidi e acuti nel vedere, anche nel seguire come chi ci governa, insomma, no? Sta conducendo la scuola, ed è sempre bene, questo è il primo compito della scuola, avere il senso critico sveglio, attento a quello che succede. Ed è sempre bello quando ci si trova di fronte a gente sveglia e non addormentata, cosa che succederà a voi appena io comincio a parlare fra qualche minuto, insomma. Se mi permettete un piccolo episodio, così giusto per ridere, perché appunto chi ha fatto la presentazione mi trovo a 52 anni a fare il preside di fatto di un'università, una facoltà teologica. La mia carriera scolastica è iniziata quando avevo 6 anni, penso come tutti, e devo dire che l'unico giorno di scuola da cui sono uscito dalla scuola, di fatto, quindi dai 6 anni fino ai 52 io sono a scuola, ecco, ma l'unico giorno in cui sono uscito da scuola legittimamente è stato il primo giorno di scuola, perché la maestra, non mi ricordo perché, mi ha buttato fuori dalla porta, e quindi dico, si vede che ha segnato la mia carriera fin dall'inizio, e dice o impari subito oppure così. E non sono più uscito, ecco, una volta che sono rientrato a scuola non sono più uscito. Però ecco, adesso mi trovo a fare questo mestiere di preside di questa università, che raccoglie diversi di voi insegnanti di religione, hanno fatto i corsi di studi superiori di scienze religiose, chi appunto il baccalaureato in teologia. Ecco, a capo di questo organismo scolastico, che è sparso un po' su tutto il territorio triveneto, c'è un panorama estremamente interessante, soprattutto per i giovani che arrivano, perché sono desiderosi di domande e di conoscenza. Allora, prima di parlarvi di Don Milani, però, quando sono stato intercettato per questa sera, la prima cosa, sono andato a rileggermi la lettera a una professoressa, c'era un articolo sulla riforma della scuola di Gentile degli anni 20, cioè mancato il centenario, come succede a uno studioso in genere va subito a scartabellare un po', a vedere se ci sono delle informazioni. Sono andato a rileggermi alcuni articoli di Alessandro D'Avenia, che scrive spesso sulla scuola, è un autore che vale sempre la pena leggere, perché sa scrivere molto bene. Chi diceva di imparare a scrivere prima, sa scrivere molto bene, e quindi è proprio bello, anche gustoso leggerlo. Però ho fatto un'operazione, che è quella che mi sembra la scuola mi abbia consegnato di più, che è quella di mettermi un po' con me stesso e capire cosa tiravo fuori innanzitutto dalla mia testa, dalla mia anima, chiamiamolo un po', dalla mia interiorità, ecco, in senso generale. Allora, pensando a questa sera e alla scuola, alle sfide della scuola, mi sono venute in mente 3 parole. Non sono andato per assonanze o per rime, anche se sembra, ma hanno, a mio avviso, un loro senso, così le sento io almeno per quanto riguarda il mondo della scuola, sia per il cammino fatto, sia per dove mi trovo adesso. Le 3 parole sono queste: conoscenza, coscienza e scienza. Di coscienza ne parlava qualcuno anche prima a proposito dell'obiezione di coscienza, credo, no? Conoscenza innanzitutto perché la metterei al primo posto, perché si va a scuola per conoscere le cose, uno sembra, no? In realtà la cosa più importante da conoscere a scuola è imparare a conoscere se stessi. Questa è la conquista più grande, direi, è il compito principale della scuola, perché è il compito principale della vita di ciascuno. Perché solo nella misura in cui si conosce se stessi, si impara a conoscere la realtà, si impara a conoscere gli altri e soprattutto si impara a conoscere ciò che è giusto, ciò che è vero, ciò che è autentico. Lo dicevano già i greci molto tempo fa, no? Il famoso oracolo, conosci te stesso. Questo di per sé è l'imperativo che nasce dentro di noi, senza del quale noi abbiamo la percezione sempre di non capire mai né chi siamo o di vivere in un mondo fatto di bugie, di illusioni, di luccichi che ci abbagliano davanti. Conoscere se stessi, come lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto mettendoci a contatto, proprio grazie alla scuola, a chi per prima di noi ha imparato a conoscersi. Perché si studia la storia, perché si studiano gli antichi, perché si studiano le poesie, perché si legge della geografia, della storia, perché in fondo tutto quello che uomini e donne prima di noi hanno messo sulla carta scritta
in fondo nasceva dalla loro interiorità, nasceva dalla conoscenza dei loro limiti, dall'impegno che hanno messo nel poter mettere se stessi alla prova di fronte all'ignoto. E quindi credo che se c'è una sfida che la scuola non può abbandonare, è quella, veniva detto anche da qualcuno di voi prima, di permettere, di dare le condizioni, di mettere sulla strada, non di realizzare, ma di mettere sulla strada perché un ragazzo o una ragazza impari a conoscere se stesso, se stessa. Perché senza questa condizione fondamentale non c'è scienza e soprattutto non c'è coscienza. Perché dico di conoscenza? Proprio perché anche nei tempi in cui ascoltiamo tante notizie fake, spesso poi ascoltiamo anche uomini di grande autorevolezza, no? Uomini che hanno compiti importanti nella società, addirittura capi di Stato, che magari non dicono bugie così chiare, però dipingono la realtà in maniera così distorta che è impossibile crederci veramente, però poiché la dicono loro fanno finta che sia vero e noi, se non abbiamo il senso critico attento, ci caschiamo come degli allocchi. Allora, se non si impara a conoscere se stessi, si rischia di dire agli altri un po' di frottole, un po' di fandonie, un po' di illusioni, di far credere delle cose che non ci sono, senza rendersi conto che la verità di ciò che si è la cosa più importante, più preziosa, è la roccia dura, inscalfibile, che né il laser né le grandi onde del mare possono abbattere. La prima parola è questa, che ci dice l'amore innanzitutto per la verità. La seconda parola è quella della coscienza. Se la conoscenza ci porta all'amore della verità, bisogna dire che la verità da sola non basta. Si parlava prima di obiezione di coscienza. Quando è che si può obiettare in coscienza? C'è una condizione che noi tutti amiamo, ma non tutti coltiviamo con sufficiente impegno, che è la condizione della libertà. Se c'è un luogo dove bisogna coltivare la libertà, perché ci sia una coscienza che accede al sapere, che accede alla verità, è proprio la scuola. La libertà di confrontarsi con tutte le forme di pensiero, perché la scuola è un luogo pubblico dove siamo chiamati a confrontarci con ogni forma di pensiero, così va intesa la laicità. Non abbiamo, io sono un prete, come potete vedere dal vestito qui nero, non sono un bagarozzo, come dicono a Roma, sono un prete, però dobbiamo confrontarci con tutti i tipi di pensiero, ma è nel confronto, nell'incontro, nell'iscontro con chi ha pensato prima di noi, con chi pensa con noi le cose, che l'amore per la verità rimane vero. Ma perché ci sia questo c'è bisogno della libertà. Una libertà innanzitutto interiore. La libertà interiore, la prima libertà interiore è quella di dire non è necessario che io abbia ragione a tutti i costi, no? Quando si va a scuola si impara innanzitutto a dire guarda, mi sono accorto che ho sbagliato, la pensavo in un modo, ma mi hanno fatto capire che ho sbagliato, devo prendere un'altra strada. Questo è un segno di libertà, non incapponirsi a tutti i costi che come la pensi tu o come vuoi dimostrare tu quel teorema assolutamente va fatto così. Sii creativo, prova a vedere se c'è un'altra strada, però se non funziona ritorna sui tuoi passi. Però è la libertà, questa della coscienza, che va anche custodita nelle relazioni, nella collettività e nella società. Oggi noi socialmente, politicamente, come la chiamiamo questa condizione, che nome le abbiamo dato a questa condizione dove c'è la libertà? Ma sarebbero tutte parole da riprendere in mano. Noi la chiamiamo democrazia, giusto? Cioè la democrazia è quello stato di cose, quello stato delle relazioni sociali dove ciascuno ha la libertà di opinione, dove ciascuno ha la possibilità di intraprendere la propria strada e di realizzare se stesso e dove lo Stato si fa garante che i diritti e i doveri delle persone possono esprimersi al meglio, no? Chi di voi vede gli articoli del Codice Civile quando due persone decidono di sposarsi, l'articolo, adesso non ricordo se è il 143 bis qualcosa, no? Dove si dice si garantisce ai figli di poter sostenerli perché realizzino se stessi in piena libertà, no? Nel rispetto dei diritti di ciascuno. Allora, se c'è un luogo o una cosa che la coscienza, che la scuola deve
deve custodire proprio questa libertà interiore, libertà sociale, dove la cultura che noi chiamiamo democratica, però voi capite bene che noi oggi nel 2025 guardiamo alle forme di democrazia che ci sono e dobbiamo rinterrogarci, ma cosa significa essere democratici oggi? Cosa significa essere democratici? Perché oggi la democrazia funziona attraverso l'influenza di chi ha più link, più like, più influenza sociale attraverso i social o i media, chi insomma ha il potere dell'informazione. E questa è la forma di democrazia. Come si fa a mantenersi liberi? Perché se non c'è la libertà la coscienza non funziona e non si può fare obiezione di coscienza se non c'è la libertà. La terza parola è quella, sulla coscienza libera mi piacerebbe rimandarvi a un bellissimo documento del Concilio Vaticano II, la Costituzione pastorale si chiama Gaudium et Spes, gioia e speranza, numero 16 e 17, dove la Chiesa, chi ha studiato un po' di storia sa che anche per la Chiesa è stata una lunga conquista questo testo, perché da Pio IX al Gaudium et Spes è stato fatto tutto un passo grande, non forse sui contenuti fondamentali del rispetto della persona, ma quanto sul linguaggio, sul modo di capire, sul dialogo con la modernità. Però se andate a leggere Gaudium et Spes, si può citare in Vaticano, Vatican.va, testi fondamentali, Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, è facilmente linkabile. Il rispetto della libertà di coscienza è un assoluto che la Chiesa si è data perché ogni uomo possa scoprire proprio nella propria coscienza quella libertà che noi credenti diciamo è un dono di Dio, perché noi crediamo come credenti che quello che è la rivelazione cristiana, quello che è il dono di essere credenti, è una proposta. Gesù dice sempre se vuoi, e questo se vuoi è ciò che ci restituisce proprio la libertà di poter andare dietro a un maestro, di poter dir di sì, di poter fare le nostre scelte, senza che nessuno si sia mai sentito costretto. La terza parola è quella della scienza, che sembra una cosa banale perché sembra che la scuola debba produrre, penso soprattutto ai ricercatori universitari, no? Chi lavora nei laboratori, nel campo della medicina, dell'astrofisica, delle scienze sociali, della matematica, no? Ci sarebbe tantissimo bisogno di matematici, di scienziati, di biologi, ne avrebbe un sacco bisogno. Voi sapete che l'Italia, sono contento che sia venuta fuori l'idea della storia e delle lingue, ma se c'è una cosa su cui in Italia si pecca è la mancanza di pensiero scientifico. Non abbiamo sufficiente dimestichezza, familiarità con le scienze. Le scienze ci sembrano cose astruse, e invece imparare a ragionare in modo scientifico, con un metodo scientifico, quello di Galileo per capirsi, no? Dell'osservazione, della verifica, delle prove, della ripetibilità di un esperimento, ci aiuterebbe ad essere un po' più liberi, ecco, nel modo di pensare e ad avere una conoscenza più certa delle cose. Allora, se la scuola ha un compito è questo della scienza, cioè, perché dico questa parola? Perché tutto quello che voi trovate nei libri sussidiari, manuali, quello che si trova, se avrete la pazienza di andare a vedere una ricerca, non so, come si chiamano adesso le elementari, i sussidiari? C'hanno un nome? Non so come si chiamano, noi si chiamavano sussidiari, cioè i libri che si usavano alle primarie, insomma, non saprei dire, per materia, ecco, sì. Invece c'era un bel libretto dove c'era un po' tutto, un po' queste cose. Sarebbe interessante fare una ricerca di 30-60 anni fa, vi accorgereste solo dai manuali, che sono già delle sintesi, di quanto il progresso scientifico vada avanti di generazione in generazione. Perché la scienza è importante? Perché non c'è generazione. Cioè vuol dire che non c'è generazione, vuol dire che abbiamo 5, 10, 15 anni di giovani che proseguono l'itinerario scolastico non per ottenere titoli accademici, non per il mondo del lavoro, ma perché si sono innamorati del sapere, delle cose soprattutto che non si sanno, e investono energia, tempo, imparano decine di lingue per poter dialogare con i massimi studiosi che ci sono nel mondo, perché ci sono dei problemi da risolvere. E
se io riprendessi in mano il manuale di matematica, avevamo studiato lo Zwirner, no, al liceo, no, famoso, io sono sicuro che a distanza di, dunque il liceo l'abbiamo finito diversi anni fa, 40 anni, sono sicuro che gli integrali, le derivate, le cose studierei in maniera diversa. Perché? Perché la generazione che c'è stata in mezzo tra quando ho finito il liceo e chi è venuto adesso sicuramente ha aiutato a comprendere meglio le cose. Allora la scienza non è un problema di chi si sveglia la mattina perché ha fatto un bel sogno o ha visto Morpheus in Sandman, no? Queste cose televisive che ci sono, per cui si è fatto un bel sogno e si è inventato una cosa. No, è perché basandosi, come quella famosa frase, sulle spalle di giganti, di chi ha faticato prima di noi, ha permesso nel campo assolutamente aperto e deserto del non sapere di tracciare un sentiero. E questo è compito di ogni generazione. E se c'è un luogo che la scuola, un compito che la scuola ha, è quello proprio attraverso la presenza di alunni, c'erano qui quelli della primaria, delle superiori, insomma le generazioni si legano. E qual è il punto più bello dove ci si può legare se non il luogo del sapere, della scienza che avanza, sapendo che il contributo che ha dato la generazione prima di me è semplicemente un'eredità che io ho ricevuto perché possa consegnare a chi viene dopo di me qualcosa che quelli prima di me non avevano. Questo è un compito, noi cristiani la chiamiamo una vocazione, che aiuta l'umanità a crescere. La lettera che Don Milani scrive alla professoressa, non so se avete letto mai l'inizio, inizia così. Si può trovare in PDF, ho scoperto in internet facilmente. Questo libro non è scritto per gli insegnanti, ma per i genitori. È un invito a organizzarsi. E poi prosegue dicendo: a prima vista sembra scritto da un ragazzo solo, invece gli autori siamo 8 ragazzi della scuola di Barbiana. Altri nostri compagni che sono a lavorare ci hanno aiutato la domenica. Voi sapete già com'è nata la lettera, qual era il contesto. È interessante, è un invito a organizzarci. E credo che l'invito rimanga assolutamente valido, non perché la scuola manchi di organizzazione, credo che ce ne sia anche fin troppa forse, con la burocrazia, i registri elettronici, no? Presenze, assenze, riunioni, comitati, robe, storie, ce ne sia anche forse più troppa. Gli insegnanti spesso si lamentano di doversi occupare più di carte oggi non sono carte, sono cose elettroniche che non purtroppo della relazione con i ragazzi. Però organizzarsi significa avere il senso della creatività, cioè aprire, abitare quegli spazi dove la conoscenza, la coscienza e la scienza hanno ancora un senso. Alessandro D'Avenia, in uno dei suoi articoli, a proposito dell'intelligenza artificiale, volevo leggerlo, non voglio citarlo a memoria per non fargli dire, nel 2023 scrive un articolo così: sono un'intelligenza artificiale e non ho la capacità di scrivere un capolavoro in modo autonomo, tuttavia posso fornirti dei consigli su come scriverlo. Questo è quanto ha risposto ChatGPT, potente macchina dati di Microsoft, alla mia richiesta di scrivere un capolavoro. Questo è datata il 13 marzo 23, non so se dopo DeepSeek, come si chiama, questo del cinese ultimo, credo sia DeepSeek, questo nuovo motore di ricerca di intelligenza artificiale, magari il capolavoro viene fuori. Ma praticamente 2 anni fa, D'Avenia interroga ChatGPT e dice: scrivimi un capolavoro. E l'intelligenza artificiale risponde: sono un'intelligenza artificiale, non ho la capacità di scrivere un capolavoro in modo autonomo. Posso fornirti dei consigli su come scriverlo. Capace di sfornare in 2 secondi una verifica su Machiavelli in 10 domande, di riassumere un testo in quante parole voglio, di spiegare la fotosintesi clorofiliana diversificando il testo in base all'età del destinatario, questo formidabile strumento di sintesi dati non è però in grado di creare. Questa è la sua potenza, è una memoria straordinaria e il suo limite non è un'intelligenza, che è capacità creativa
e non solo un archivio da poter assemblare. Quando Milani invita a organizzarsi, in fondo sta dicendo ai suoi ragazzi: usiamo la potenza creativa per conoscere, per mantenere libera la nostra coscienza dentro di noi, nella società, nelle relazioni, con quel rispetto che è dovuto a ogni creatura, ma anche con il desiderio di poter far progredire la scienza, perché ogni generazione ha il compito di mettere un tassello in più sul sapere perché l'umanità cresca. E questo è il contributo, credo, che la scuola sempre deve dare. Ecco, ricordavi prima che il Papa ha mandato un messaggio a noi come facoltà. Il Papa, sempre con le sue parole molto illuminanti, chiare, profonde, conclude invitando la facoltà, cioè i nostri docenti, tutti i professori universitari, cioè gente seria, insomma, ecco, almeno alle volte, ecco, insomma, siamo gente seria, e dice: fate in modo che la vostra università aiuti i giovani a realizzare se stessi nella verità e nel bene. Ecco, questo è il compito della scuola, e attorno a queste tre parole, conoscenza, coscienza e scienza, mi sono rifatto un po' alla mia esperienza, ma riflettendo anche su quello che ha detto Don Milani, che faceva studiare, leggeva i giornali, no? Tutti i giorni Don Milani, faceva studiare diverse lingue, faceva studiare l'arabo, che forse negli anni 60. Cosa serviva l'arabo? Oggi sarebbe utilissimo studiare l'arabo, no? Sarebbe quasi quotidiano, sarebbe utile anche in classe, no? Chiedere come si dice nella lingua del compagno che viene dall'Africa, dalla Sud America o dall'Asia, come si dicono le parole, perché le parole portano le cose, e le stesse cose dette in maniera diversa dicono diversi mondi. Contaminare i mondi, metterli insieme, metterli in dialogo, crea quella libertà di coscienza che passa attraverso la conoscenza. Ecco, allora, così, io continuerò a stare a scuola, spero che non mi buttino più fuori dalla porta, e auguro a voi un buon cammino nella vostra carriera scolastica, che è un luogo non solo per imparare le cose, ma soprattutto per imparare a conoscere se stessi, che è la sfida più grande della vita. Diamo il benvenuto, grazie Don Maurizio per questi preziosi spunti, e diamo il benvenuto anche a Barbara Baffetti, che ci raggiunge da Perugia. Barbara ha 53 anni, è sposata ed è madre di 4 figli, è scrittrice, formatrice e anche educatrice. È laureata in filosofia con una formazione specifica in pedagogia, da cui la sua qualifica nella nostra locandina di filosofa dell'educazione. È anche coautrice di numerosi testi per bambini, ragazzi e adulti. Lavora nelle scuole attraverso progetti sull'affettività e il rispetto. Ha conseguito il titolo di conduttrice di gruppi di parola, e da poco il suo percorso formativo si è aggiunto il baccalaureato triennale, titolo accademico rilasciato dalle Università Pontificie in Scienze Religiose. A Barbara chiediamo, anche prendendo spunto dalle riflessioni dei ragazzi e di Don Maurizio, di parlarci delle sfide educative che la scuola trova ad affrontare oggi, e su quali sono i bisogni più sentiti dei ragazzi, e su come noi adulti possiamo accompagnarli in questo percorso di crescita. Grazie. Grazie dell'accoglienza, dell'invito, grazie anche soprattutto di aver messo a tema le sfide educative, invitando a parlare però in prima battuta i ragazzi e le ragazze. Spesso noi adulti parliamo di voi senza far prima parlare voi di quelli che sono i vostri bisogni. Quindi quello che restituirò stasera molto brevemente sono i bisogni che ho intercettato in questi anni, quasi 20 anni di lavoro nelle scuole, mettendomi in ascolto di ragazzi e ragazze di ogni ordine e grado, ma in particolare quello che vi restituirò è l'ascolto fatto di adolescenti, ragazzi che fanno parte della scuola secondaria di primo
o anche di secondo grado. E sono sportelli d'ascolto che restituiscono uno spaccato di fragilità ma anche di grande bellezza. La bellezza che abbiamo colto, penso tutti noi adulti, quando ci siamo messi in ascolto del lavoro che ci è stato presentato, no? Una sapienza, direi una capacità di fare filosofia al di là dei titoli, che spesso manca a noi adulti. Allora, se c'è una sfida educativa che dobbiamo cogliere, credo che sia prima di tutto saper leggere la realtà, sia come scuola che come famiglia. E la realtà ci restituisce dei dati che sono significativi: la dispersione scolastica, il fatto che i ragazzi si sentano inascoltati da noi adulti, la dice lunga. Leggevo un articolo su Avvenire, un'intervista della garante dell'infanzia e dell'adolescenza che ha finito il proprio mandato appunto a gennaio, e restituiva con grande sofferenza una indagine fatta tra i ragazzi e le ragazze e appunto i numeri che erano emersi da questa indagine, per cui lo leggo perché insomma i dati sono importanti. Solo l'8% dei ragazzi e delle ragazze intervistate ha raccontato di considerarsi felice. Il 7% preferisce contatti online, un 26% non desidera rapporti diretti con i propri coetanei. Allora, la sfida oggi rispetto a questi dati è aprire tracce di speranza. Non è un caso, no? Siamo immersi nel Giubileo della Speranza, che il Papa, nella bolla di indizione di questo Giubileo, nella Spes non confundit, affronta in un passaggio proprio come accompagnare alla speranza i giovani, e non muove nessuna accusa ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, ma indica con chiarezza le mancanze e le eventuali necessità a cui rispondere da parte di noi adulti. E allora mi sembra che forse la sfida più importante è restituire alla scuola questo spazio in cui i ragazzi possano progettare se stessi, pensare il proprio futuro con speranza, uno spazio in cui essere sostenuti oltre le mura della propria famiglia, uno spazio in cui sentirsi anche felici, desiderosi di dirci come l'educazione civica può essere pensata in maniera più significativa, più efficace, di poter dire al Ministro della Pubblica Istruzione quello che manca all'interno delle loro scuole. Mi permetto di continuare appunto sui bisogni più sentiti leggendo una storia che ho incontrato, proprio perché penso che sia importante metterci all'ascolto dei più giovani. È la storia di un colloquio avuto con un ragazzino il cui nome, che riporterò, è ovviamente un nome di fantasia, ma che in realtà racchiude le storie di tanti altri. Entrò per questo colloquio un ragazzo infagottato in una felpa nera e con il cappuccio sulla testa. Prima ancora che potessi chiedere il suo nome si sedette e senza alzare la testa disse arrabbiato: «Guardi, sono solo qui per mia madre. Dice che mi farà bene. Io odio queste robe su cosa sento, cosa penso, quindi evitiamo troppi discorsetti. Posso sapere come ti chiami?» Dissi io. «Solo il tuo nome. Ti pare troppo emotiva come richiesta?» «Marco», bofonchiò lui. «Marco il casinaro, il rompiscatole, il vagabondo e tutto ciò che le avranno già detto prima di farmi entrare». «Tu chi sei, Marco? Che cosa vuoi dirmi di te?» «Niente, dottoressa. Non ho niente da dirle. Lo sa che bene che vada, uscito da scuola, vada a fare un lavoro che non mi piacerà? Che le posso dire di altro? Che sognavo di fare grandi cose, ma non ho uno straccio di desiderio realizzato al momento, neppure quello di trovare una squadra che mi voglia come calciatore. Quindi aggiungerei all'elenco precedente Marco lo sfigato». Allora, questa narrazione che Marco fa di sé, in realtà è una narrazione che abbiamo fatto noi adulti di Marco,
e che lui restituisce a me in questo sportello d'ascolto con grande rabbia. Allora, se dovessi individuare 3 bisogni principali che in questi anni ho incontrato? Il primo bisogno è di poter sentire che la bellezza che è dentro di loro, di sentirsi restituiti la bellezza che è dentro di voi ragazzi e ragazze che anche stasera ci avete stupito e che anche Marco ha, o i tanti Marco che ho incontrato in questi anni, Giulia e chi per loro, no? Una bellezza che però fanno fatica a sentirsi narrare, perché siamo noi adulti che narriamo il mondo dei giovani spesso come una gran confusione, con un senso di disorientamento, ma probabilmente riflettiamo una frustrazione da educatori. Questo mi permetto di dirlo anche da madre. Tante volte mi sono sentita, no, mancante come madre e quindi avevo il bisogno che mi venisse restituito dai miei figli il mio ruolo. Quindi il primo bisogno, parlare di loro e della bellezza che a volte nascondono e metterci in ascolto della bellezza che ci possono restituire. Don Maurizio citava D'Avenia, anche a me piace tanto, c'è un bellissimo libro di D'Avenia che è L'Appello e che è stato anche tradotto in una forma teatrale bellissima, stupenda, e chi non l'ha visto vi invito a vederla, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze invito a vederla, dove questo professor Romeo, cieco, alla prima esperienza come supplente in questa classe, impara a conoscere se stesso e impara a conoscere i propri ragazzi facendo l'appello e permettendo ai ragazzi di dire chi sono realmente dietro al proprio nome e anche toccandoli. Quindi veramente un contatto diretto con le loro storie che restituisce loro la loro bellezza. Il secondo bisogno, un bisogno di ricercare se stessi, anche Don Maurizio lo accennava, ma costruire l'identità in una situazione come stiamo vivendo oggi è complesso, le relazioni sono complesse, per noi è stato tutto più semplice, no? Generalmente ci si conosce, diceva giustamente Don Maurizio, la scuola è sicuramente un laboratorio in cui ci si può conoscere, perché è un laboratorio di sapere, di confronto, di dialogo, no? Ma se le relazioni sono complesse è faticoso tutto questo. E soprattutto ci si conosce, si impara a essere chi si è, facendo e pretendendo distanza dalle proprie radici, che non significa rinnegarle, ma troppo spesso i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno radici nebulose, famiglie affannate, affaticate, non c'è un giudizio, no? Io e mio marito appunto abbiamo 4 figli, di cui una è in cielo, ma con gli altri 3 abbiamo sperimentato tutte le fasi della vita e devo dire, no, che non è sempre facile essere genitori, però ecco, questa capacità di stare loro accanto, no? E di permettere di essere stabili noi per permettere a loro di prendere la distanza da noi, è il primo passo per costruire un'identità. E poi anche il bisogno di appartenenza, che è un bisogno che è di tutti noi, no? Perché è questo anelito di compiutezza dell'io che si compie realmente soltanto in un tu, no? I ragazzi dicevano e sottolineavano come anche l'educazione civica, come è pensata adesso, punta molto sull'individuo, poco sulla persona in relazione. È vero. E loro invece questo bisogno ce l'hanno profondo. Il problema è che il mondo restituisce fidelizzazione. Siamo consumatori, siamo individui. Nei social dobbiamo appartenere a un gruppo, modellarci secondo quella che, no, è diciamo il desiderio del gruppo. E quindi siamo fidelizzati, ma non apparteniamo a niente pienamente. E spesso noi adulti li seduciamo perché abbiamo 1000 aspettative su di loro e quindi diventiamo un po' quelli che ammiccano loro, ma poco, no, stanno con loro effettivamente fino in fondo. E allora, ecco, questo bisogno di appartenenza, direi 3 bisogni: narrare la bellezza, il bisogno di appartenenza e il bisogno di aiutarli, di essere sostenuti nella ricerca dell'identità. E poi, no, mi veniva chiesto, no, anche nello scambio che abbiamo avuto con gli organizzatori, un po' su cosa dovremmo puntare noi adulti, se allora è nostra la responsabilità.
Io direi che un po', no, veniva citato Don Milani, no, la lettera ai giudici, e quel discorso di stare sul filo del rasoio, no? Ecco, io ritorno lì, perché secondo me lì c'è una sapienza grande, cioè avere la capacità di non essere fornitori di regole e soprattutto di una miriade di regole, perché è una mozione di sfiducia nei loro confronti. Cioè, dare loro tutta una serie di regole a cui devono rispondere è come dire che già metto in conto che sbaglieranno, che falliranno. Invece poter essere una cornice dentro la quale i ragazzi e le ragazze possano sperimentare se stessi e ovviamente rispondere ad alcune regole, ma poche regole. Per il resto noi siamo lì e siamo spettatori di una vita che si costruisce e siamo lì per sostenerli, con l'idea che le fragilità che notiamo in loro vanno accompagnate. E allora come accompagnarli? E sono in chiusura. Un po' prendo spunto da un'immagine che il Papa ha usato in alcuni suoi documenti, quando parla della Chiesa faro e la Chiesa fiaccola. Io la mutuo e la consegno a noi adulti, per prima a me come madre, ma anche come formatrice. Cioè, oggi non possiamo pensare di essere solo il faro dei nostri figli, dei nostri alunni, delle nostre alunne. No? Non possiamo solo mettere la luce su quella che pensiamo essere la verità da consegnare loro. Dobbiamo essere una fiaccola che accompagna e quindi, proprio perché è una fiaccola e magari ha meno forza del faro, ha bisogno di farsi vicino a chi accompagna. Dobbiamo avere il coraggio di stare negli spazi tenebrosi, no? Ho incontrato tanti ragazzi e tante ragazze che avevano delle fragilità enormi, dei disagi enormi e non volevano dirli ai propri genitori, perché avevano paura che i genitori non potessero stare in quella fatica. Avevano paura che quella cosa l'avrebbe troppo fatti soffrire. Eppure quello è il nostro ruolo. Dobbiamo avere il coraggio di stare anche in mezzo alle tenebre, continuare a fare la fiaccola, accelerare il passo se loro accelerano e forse rallentare se loro rallentano. E l'altra cosa, direi, continuare a pensare che la relazione educativa plasma entrambi. Plasma noi adulti e plasma loro ragazze e ragazzi. Abbiamo ruoli diversi, ma anche noi dobbiamo avere il coraggio di lasciarci plasmare da quelli che sono i loro interrogativi. Penso che stasera ce ne hanno consegnati diversi. Io mi porterò a casa nel cuore questi interrogativi e quindi vi ringrazio con questo. Allora salutiamo Don Maurizio Girolami che deve prepararsi per il volo, grazie. Allora, gli stimoli sono stati tantissimi, siamo partiti dalle visioni, dai consigli che arrivano sulle materie concrete, sul senso della valutazione, su come ci sentiamo, vi sentite cittadini. Abbiamo sentito la ricchezza di lavorare assieme tra generazioni vicine, no? Delle classi che si sostengono nella riflessione di essere cittadini, di imparare, di scoprire, eccetera. Abbiamo ascoltato il senso che viene visto e letto e proposto in termini di educazione civica, di educazione alla cittadinanza, con dei rimandi alla Costituzione. Abbiamo sentito parole importanti come conoscenza, coscienza, scienza, organizzarsi in termini democratici come spazio di scoperta e di progettazione del sé. Abbiamo sentito l'importanza di ascoltare e riconoscere la bellezza che c'è in ciascuno dei cittadini della scuola, no? E potersi avere il diritto di sentirsi narrati, no? Scoperti, riconosciuti. E gli stimoli sono tanti, quindi invitiamo assolutamente
domande, curiosità di approfondimento che possono essere assolutamente aperti anche agli interventi, rispetto agli interventi degli studenti. Adesso Arianna ci dà una mano rispetto al microfono, qua, anche laggiù, quindi se avete una domanda di approfondimento o un feedback che possa aiutare questa serata a continuare in termini di dialogo, grazie. Abbiamo tempo fino per mezz'ora abbondante, quindi è un tempo ricco. Ci sono magari anche insegnanti che nella platea sono stati sollecitati o hanno anche accompagnato gli studenti. Grazie. Buonasera, sono un insegnante che si occupa anche di formazione degli insegnanti, quindi vivo un duplice ruolo. Penso che gli stimoli siano stati davvero molti, quelli venuti dai ragazzi e quelli venuti dai relatori. Ci sarebbero tante cose sulle quali ragionare, da rilanciare, ne puntello alcune e vediamo poi anche da parte vostra cosa vi pare di poter raccogliere. Intanto una questione che i ragazzi hanno posto in relazione all'educazione civica, secondo me, è quella dei tempi. Uno dei problemi dell'educazione civica che tutti consideriamo importante è il fatto che a questa disciplina non corrisponde un tempo specifico, ma c'è, come dire, una presa in carico di tutti che da un certo punto di vista può essere un valore, da un altro vuol dire dispersione, vuol dire scarsa responsabilizzazione anche dei colleghi. E questo aspetto di una scuola che non si fa carico del problema dei tempi in maniera, come dire, sostanziale, rispetto alla quale vengono come dire, presentate tutte le problematiche sociali, perché a scuola si dovrebbero affrontare tutti gli argomenti che fanno parte delle emergenze sociali, ma d'altra parte non si dà alla scuola quel tempo ulteriore che sarebbe necessario per poterli affrontare. E questo è un discorso che secondo me riguarda l'educazione civica, ma riguarda anche un'altra cosa fortemente misconosciuta come l'educazione in media. L'educazione mediale, che dovrebbe essere uno degli elementi sui quali si costruisce un percorso educativo nella realtà odierna, ancor più che in passato, è di fatto un grande misconosciuto, è un qualcosa di cui non ci si occupa. E questo è un aspetto. Un altro aspetto che un po' veniva fuori sempre dal lavoro dei ragazzi è la questione della valutazione. Loro ne parlavano in relazione alla scuola superiore e come sottolineavano l'importanza della necessità di una valutazione che aiuti, che sia per l'apprendimento, che aiuti a migliorare, che aiuti a crescere. Veniamo da un'esperienza nella scuola primaria dove si era tentata di aprire una strada molto decisa da questo punto di vista. Per carità, non è stata del tutto distrutta, però in buona parte ridimensionata e quindi viviamo storicamente dentro una contraddizione dove la ricerca, dove la formazione, dove tutto ci dice che dobbiamo andare in una direzione e dove in realtà vediamo che veniamo strattonati e riportati periodicamente indietro. E invece che cercare di estendere questo modello alle secondarie di primo e di secondo grado, cerchiamo di riportare indietro anche chi aveva tentato di fare qualche passo avanti. Terzo aspetto, e dopo mi fermo perché mi scuso se mi sto dilungando, riguarda un'altra questione che ci occuperà penso nei prossimi mesi. È in atto una revisione delle indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo e anche delle linee guida per la secondaria. Le cose che si leggono e che si sentono in rapporto a quello che al taglio che verrà dato a questi documenti, che sono importantissimi
perché è in base a questi documenti che vengono costruiti i curricoli di tutte le scuole statali e paritarie. Contengono degli elementi di preoccupazione. Chi è a capo della commissione che si sta occupando di della revisione delle indicazioni nazionali, la professoressa Perla, ha scritto un libro che pone al centro, e sembra che tutto si risolva nell'insegnare l'identità italiana. Okay? Tutti siamo d'accordo che va costruita l'identità, tutti siamo d'accordo che dobbiamo partire dalla conoscere la nostra realtà, il nostro paese, la sua storia, la sua cultura, ma che questo debba essere, come dire, il mantra su cui si costruisce tutto quanto. Mi pare impegnativo come obiettivo, che poi fa il paio con altre affermazioni tipo dobbiamo costruire degli algoritmi educativi, che mi pare un ossimoro anche dal punto di vista logico. Allora, non lo so, faccio parte di coloro che da tanti anni si occupano di scuola e percepisco determinati processi dentro i quali siamo e verso i quali vogliamo andare, ma vedo anche tanti limiti, tanti freni e tante preoccupazioni, e volevo condividerle. Grazie. Grazie a lei. Raccogliamo 2 o 3 stimoli e dopo magari sentiamo sia anche tra gli studenti. Allora, dal discorso dei ragazzi è molto interessante notare che l'idea di cambiamento, di innovazione della scuola ha ben poco a che fare con la tecnologia, quindi non è sinonimo di tecnologia, di evoluzione in questo senso, ma è piuttosto un'attenzione a che fare con l'idea di attenzione alla persona. Quindi si fa riferimento alla forza della parola, al potere della parola, quindi emerge l'importanza del dialogo inteso anche come dialogo socratico. Quindi in questo senso la scuola ha bisogno di rinnovarsi, nel senso che appunto, come si diceva questa sera, c'è bisogno di porre al centro l'alunno, persona, e quindi di quest'idea del prendersi cura, di una comunità scolastica che si prende cura dei propri alunni, ma questo principio è un principio che è già sancito, dovrebbe essere garantito da tutta la legislazione scolastica, in quanto la legge sull'autonomia e anche la legge 107 della buona scuola ha come finalità quella di garantire il successo formativo degli alunni. Quindi diciamo che a livello legislativo questo principio esiste. Naturalmente sono le istituzioni, sono tutti coloro gli attori che sono all'interno del mondo scuola che devono prendersi carico di questo, ossia impegnarsi affinché questo successo formativo possa realizzarsi attraverso una valutazione che sia appunto piuttosto che sommativa, formativa, in cui ci sia attenzione ai bisogni di tutti, in modo da dare l'opportunità di realizzazione a tutti in base ai propri bisogni. E la parola stessa educare, in senso etimologico, in effetti significa tirar fuori, quindi tirar fuori le passioni, tutto quello che le potenzialità degli alunni affinché si possano poi realizzare nel mondo del lavoro, delle professioni. È molto importante conoscere la propria identità, ma anche importante, come si diceva prima con i ragazzi, lo insegna Don Milani, un confronto con gli altri sistemi scolastici europei, perché dal confronto può venire fuori il miglioramento. Quindi mi sembra siano tutti spunti di riflessione molto validi che sono senza dubbio da condividere. Grazie. C'è un'altra domanda?
altrimenti me ne viene una anche a qualche ragazzo o ragazza che ci ha portato il proprio contributo. Si sta parlando di organizzare, no? Organizzarsi nelle relazioni. Penso che siamo curiosi, no? Anche di sentire cosa ha permesso, cosa ha facilitato organizzarvi come comunità in termini di classe, con alcuni docenti, tra di voi, eccetera, per scoprire, per approfondire, per scoprire, no? E quindi la domanda anche sul piano concreto, però che probabilmente ci può dare degli stimoli, è cosa vi ha permesso di sentirvi organizzare tra di voi un approfondimento, cosa ha significato organizzare per scoprire la realtà, e quindi è una domanda che rivolgo a qualcuno, no? Tra i più piccoli e i più grandi di voi, e se volete c'è anche qua il microfono. C'è una domanda? Sì. Cosa vi ha aiutato? Grazie Arianna. O cosa significa organizzarvi come studenti, organizzarvi come scuola per venire qua, no? Cosa ha significato? Mentre magari pensano, ecco, si organizzano sull'organizzarsi, io solo qualche sottolineatura, sono d'accordissimo con il primo intervento su tutto, praticamente, a partire dal discorso dell'educazione civica. Ci sono, ok, allora prima loro. Beh, sicuramente da parte mia, da parte della mia compagna soprattutto, è stata una fortuna enorme aver avuto la possibilità di confrontarci in classe in più lezioni, in più ore, per portare opinioni a volte uguali, a volte opposte. Soprattutto appunto aver avuto il tempo di riflettere su temi che spesso, molto spesso, non vengono mai affrontati. Aver avuto qualcuno che ci ha consigliato di leggere il libro, che non sempre molti non conoscono, e che è stata una scoperta bellissima, io l'ho apprezzato tantissimo, e questo come progetto, come anche portare la presentazione a esporla a un pubblico, anche questa è stata una cosa emozionante, orgogliosa anche, perché è un lavoro venuto da noi, che almeno io ho sentito molto personalmente, e quindi orgoglioso, formativo. No, sì, e sicuramente speriamo che queste proposte poi abbiano il loro frutto, nel senso che appunto ribadisco anche un po' quello che ha detto la mia compagna, è stato bello avere l'opportunità di fermarsi un attimo, interrompere il programma scolastico e dire effettivamente quello che noi pensiamo manchi alla scuola. Quindi è stato bello per noi perché appunto ne abbiamo parlato e ci siamo resi conto che effettivamente tutti sentiamo le stesse necessità, e speriamo che insomma i professori e in generale gli adulti possano prendere in considerazione questo lavoro. Ecco. Io credo che quello che hanno detto adesso, no, dica tutto, cioè nel senso, quella richiesta di tempo, no, di fermarsi, di fare una proposta e poi di mettersi in ascolto loro, è qualcosa che all'interno appunto della struttura scolastica fa fatica ad avvenire, no? Per esempio il discorso dell'educazione civica, quello potrebbe essere uno spazio
di ascolto per mettere a tema effettivamente il futuro, ma inserito, no? Anche in un passato, in un presente, e permettere a loro anche di analizzare queste cose. Purtroppo è vero che per il tempo che adesso è dedicato all'educazione civica, abbiamo un'educazione civica molto frammentata, spesso dispersiva, di cui è difficile cogliere veramente il filo rosso e l'importanza fino in fondo. Quindi direi il tempo all'educazione civica, all'educazione mediale è assolutamente vero. L'altro discorso della valutazione è altrettanto vero. Io non so, a me è capitato di vedere un video realizzato da dei ragazzi di scuola secondaria di secondo grado riguardo al registro elettronico, che di per sé è carino perché è anche divertente nella modalità nella quale comunicano quello che ci vogliono dire rispetto al registro elettronico, ma in realtà se ci si ferma ad analizzare effettivamente ci restituisce una valutazione che facciamo su di loro che veramente va a spingere sempre di più su questo discorso delle aspettative, del fatto che bisogna essere sempre più performanti, efficaci. La rotellina con il voto che sale o scende a seconda dell'ultima verifica restituisce loro qualcosa che poi a parole noi in classe diciamo esattamente come il contrario, per cui diciamo loro non ti preoccupare, tu non sei il tuo voto, però poi nel registro elettronico loro sono il loro voto e sono anche la somma di quel voto, perché la rotellina gira e c'è una perfezione da raggiungere e bisogna essere performanti. È ovvio che poi questo dà adito a tutta una serie, io non lo so, io incontro tanti ragazzi e ragazze con problemi di gestione di ansia da prestazione all'interno delle classi, anche tante dinamiche di gruppo che non hanno nulla a che fare con la solidarietà, perché l'altro è l'altro con cui sono in competizione per il voto, per la riuscita, ma questo non viene da loro, viene da una struttura anche scolastica, valutativa. E l'altra cosa, è vero, è preoccupante l'idea di un'identità italiana, che certo che va conosciuta, ma possibile non possiamo gestire e intrecciare in maniera virtuosa la globalizzazione, quindi questo sguardo sul mondo anche, intendiamola così, con l'idea di avere una radice che nel nostro caso è quella italiana? Possibile non possiamo coniugare sguardo particolare e universale? Io credo che sia questa la vera sfida, perché mantenere lo sguardo particolare ci fa mantenere le nostre radici, ci dice da dove veniamo, ma aprire lo sguardo all'universale ci permette di uscire dalla comfort zone, come dicono tutti, ma noi in realtà vogliamo rimanerci nella nostra comfort zone. Non vogliamo conoscere fino in fondo l'altro, anche se l'altro è accanto a noi, sempre di più. E poi l'altro, la dimensione socratica dell'educare, no? Che è assolutamente la scommessa, la sfida grande, il dialogo, il poterci mettere il loro ascolto. E guardate, non solo all'interno dell'educazione formale, quindi delle ore di didattica, no? Perché anche il più virtuoso degli insegnanti da solo non ce la può fare, ma tanto passa attraverso l'educazione informale, cioè quello che i ragazzi e le ragazze vedono accadere, i bambini, le bambine già alla primaria, vedono accadere all'interno dei corridoi delle nostre scuole. Le relazioni che teniamo tra insegnanti e formatori che entrano, tra insegnanti e personale ATA, perché ci sono a volte delle gestioni di potere che emergono in maniera più forte di quello che possiamo dire in classe. Quindi io direi che penso che questa dimensione socratica però prima di tutto interroghi noi. C'è tempo anche per altre domande o riflessioni? Nella premessa, no, di lettera alla professoressa si dice che è dedicata ai genitori e alla loro organizzazione. Se c'è qualche genitore o ormai anche adulto di genitore, ma che ha delle riflessioni da portare sulla propria esperienza di fare comunità, perché scuola è la straordinaria realtà dove si incrociano tante generazioni e tanti ruoli così diversi, unica. No? E quindi è l'esperienza di fare comunità o di
soffrire questa comunità che viviamo tutti. C'è una domanda in fondo? Grazie. Grazie, sono Don Roberto e ringrazio Barbara e anche Don Maurizio. Quello che diceva adesso Andrea era proprio quello che stava nascendo un po' nel mio cuore, ossia il rapporto con i genitori. Si parla giustamente di educazione civica, di mettere al centro i ragazzi, di far emergere la loro bellezza. Mi chiedo però se non sia anche l'occasione per ritornare su un tema che non vuol portare su un altro piano la questione, però su un'educazione civica dei genitori, ossia vedo una fatica, una difficoltà da parte dei genitori, di noi adulti, anche come sacerdoti, di fare quello che Barbara diceva prima, dei principi che ha detto prima, e credo che abbiamo bisogno di strumenti, molto umilmente, per essere fino in fondo quello che i ragazzi ci chiedono e di cui hanno bisogno, non per sostituirsi a loro, fare gli amiconi o fare chissà che cosa, però io vedo anche un mondo adulto in grande difficoltà e quindi non per caricare sulla scuola, ma sulla società civile o comunque come Chiesa farci un po' un esame di coscienza, non per insegnare agli altri, ma per riconoscere che le nostre comunità cristiane hanno bisogno di fare un lavoro a lungo termine con noi adulti, perché siamo, a mio parere, in grande difficoltà. E quindi non è una domanda precisa, però come insegnante, filosofa, educatrice, qual è, non so, il feedback che può restituirci Barbara dal mondo degli adulti di questi ragazzi che attraversano le nostre scuole, era quello che Andrea stava dicendo adesso. Grazie. Grazie Don Roberto. Sì, mi permette di tornare a sottolineare appunto una cosa che ho accennato, no, all'inizio, cioè il disorientamento del mondo di noi adulti. I ragazzi lo avvertono tutto, cioè quel bisogno di appartenenza che loro hanno è un'appartenenza a una comunità che vivono e sperimentano all'interno della scuola, ma che si dovrebbe fare più ampia e dovrebbe aprirsi ad una rete, proprio perché sempre più le famiglie sono in affanno, no? Giustamente Don Roberto dicevi, vedo tanti genitori affaticati. È vero, lo siamo affaticati, mi ci metto anch'io come genitore, no? Perché poi quando fai formazione agli altri è tutto più semplice, quando poi ti giochi la partita in casa diventa tutto più complicato. E quindi non nego che anche per me e mio marito ci sono stati passaggi complicati. Quello che ha salvato noi era il sapere di poter contare su una comunità di relazioni, dove i nostri figli potevano e la nostra figlia poteva trovare quello che mancava in quel momento a noi, quel coraggio che forse fino in fondo non riuscivamo a giocarci. Allora, da tempo si parla di alleanze tra agenzie educative, anche con queste parole molto ridondanti, no? Che sono molto belle da dire, che poi nel concreto facciamo fatica a realizzare. Ecco, l'invito invece a renderci conto che proprio quella mancanza di appartenenza a una comunità è nostra. Per loro è un bisogno, ma la mancanza è la nostra. E quindi forse è da noi che deve tornare, no? A costruirsi la comunità, e tutti, giustamente tu dicevi Don Roberto, la comunità ecclesiale deve fare la sua, i genitori devono fare la propria, anche genitori che stanno attraversando transizioni difficili, no? È molto facile giudicare le transizioni faticose anche delle famiglie, no? Penso alle separazioni, penso al momento della malattia, penso ad un nonno malato in casa, no? Da esterni si fa troppo velocemente il giudizio, si impacchetta intorno a queste situazioni, no? E il disagio del ragazzo e della ragazza è evidentemente ricollocato in quel disagio degli adulti.
poco si fa per diventare rete, no? Veramente mettere in dialogo le generazioni. Poco questo accade. Quindi secondo me è un grande lavoro, bisogna rimboccarsi le maniche e metterci in discussione noi. Un'altra domanda qua, grazie Arianna. Sì, grazie, buonasera. Io ringrazio molto per gli interventi e la chiarezza, ecco, delle prospettive. Io sottolineo solo due aspetti. Il primo, si parla appunto tanto di alleanze educative tra la scuola e anche in relazione al territorio. Io credo che ci siano, per fortuna, anche sul nostro territorio, qui ma con uno sguardo anche più largo, esperienze vitali molto significative di attenzione alle dimensioni degli allievi, delle famiglie, come dire, di una scuola buona che sa trasmettere anche un'idea formativa. Io credo ci sia il tempo anche di avviare un nuovo percorso di relazione con la comunicazione, che di scuola parliamo spesso purtroppo nelle dinamiche oggi dell'inverno demografico, dei problemi strutturali, delle dinamiche dei trasporti, cioè è un'emergenza continua di cattive notizie. Io dico invece che laddove ci sono esperienze importanti e significative è il tempo di investire, perché credo che la gente oggi abbia bisogno anche di trovare considerazioni vere laddove, e credo sia lo sforzo quotidiano di tanti attori, insomma, dentro il mondo della scuola che vogliono promuovere un'idea nuova, insomma, ecco, di relazioni e di percorsi formativi. Questo è il primo aspetto. Secondo, invece, lo dico un po' da genitore, che credo che questo sia un tempo straordinario dal punto di vista della formazione culturale. A volte scherzo sugli assiri babilonesi che partono dalle elementari e arrivano fino quasi all'università. Noi abbiamo bisogno che nei programmi sì di educazione civica, ma anche di storia e di geografia, ci sia oggi uno sguardo davvero culturale, serio, su quello che sta avvenendo. Perché molto probabilmente per decenni la vita, anche dal punto di vista delle dimensioni internazionali delle relazioni e della storia, è quasi stata ferma. Oggi non coltiviamo più la memoria, ma soprattutto non siamo più attrezzati per capire il tempo che abitiamo. E allora, se posso condividere assolutamente l'appello che è stato fatto prima anche dai ragazzi, dagli allievi del Casagrande, su questo credo ci sia una riflessione importante di prospettiva da fare. Ecco, grazie. Allora, io su questo sono d'accordo, nel senso che in 20 anni di progetto sull'affettività ho incontrato esperienze scolastiche virtuosissime, insegnanti che si spendono tantissimo per i propri ragazzi e le proprie ragazze. Quindi è vero che bisogna poter comunicare anche questa bellezza, esattamente come dicevamo di comunicare la loro bellezza, no? È ovvio che da adulti dobbiamo fare un'analisi un pochino più calibrata e cercare di proporre quelle che sono esperienze virtuose come esperienze che possono interrogare anche laddove si fa fatica, no? Che possono portare anche un annuncio e una concretezza di strumenti per poter migliorare anche laddove si fa appunto un pochino più di fatica. È ovvio che sappiamo tutti poi la condizione scolastica, le risorse, le fatiche, cioè non è che è facile andare incontro ad un tempo complesso con quello che abbiamo, però ci sono esperienze virtuose e quindi queste esperienze vanno valorizzate. Come ci sono esperienze, parlava di territorio, di una rete di relazioni altrettanto virtuose, cioè con le associazioni sportive ad esempio. No? Prima abbiamo parlato degli oratori, ok, ma anche le associazioni sportive che i nostri ragazzi e le nostre ragazze frequentano, e ce ne sono di associazioni virtuose che fanno un gran lavoro sul territorio. Ecco, riuscissimo a metterci in reti e a guardarci per quello che di bello riusciamo a fare, probabilmente
potremmo essere da stimolo anche in altre situazioni meno virtuose. L'altra cosa è vero, il tempo straordinario che stiamo vivendo è un tempo straordinario anche di opportunità di comprenderci e di comprendere, molto più ampio che in passato, no? Però questa opportunità spesso non ci viene data proprio perché stiamo ancorati soltanto sulla memoria, che è giusta, però come dicevo prima, le radici bisogna conoscerle anche per, no, diventare persone adulte, però poi dobbiamo staccarci da quelle radici e interpretare la vita per quella che stiamo vivendo. E forse pochi strumenti abbiamo in questo senso. Grazie. Bene. Lunedì veniva evocata una cosa, no? Ognuno è un filo e può essere un filo appunto della democrazia. Questa sera abbiamo sentito che abbiamo tanti fili, no? Ognuno ha portato dei fili e abbiamo tessuto un po' questo incrocio, questa trama che ha più colori, più età, più forze, e insieme appunto ci dà la forza anche di sentirci, no? In una bella narrazione anche, no? della scuola. E quindi questa sera pensiamo che sia stata importante per tanti di noi, per tutti noi, perché ci ha mostrato come nella scuola si possa crescere insieme, immaginando la nostra cittadinanza, scoprendo il valore della comunità, no? del non sentirsi solamente individui, ma sentirsi nella relazione, e in questa relazione sentire di poter essere liberi e responsabili, no? verso gli altri, e anche attraverso scoprire come sia importante riconoscere la nostra bellezza, ma anche le nostre fragilità. Il passaggio di prima, no? Di accettare le nostre fragilità di genitori, sapendo che attorno abbiamo una rete, una comunità che può sostenere ciò che manca nella nostra famiglia in questo momento, a cui possiamo affidare i nostri figli, i loro interrogativi, eccetera, è anche un ottimo augurio, no? Di speranza nella comunità che si costruisce. Angie, venerdì, no? Abbiamo il terzo e ultimo incontro di questa 22esima settimana sociale. Infatti vi ricordiamo e vi invitiamo all'ultimo incontro della settimana sociale che si terrà venerdì 21 a Oderzo presso la sala del Campanile dietro il Duomo, sempre alle ore 20:30. Il tema della serata sarà i volti della fragilità verso una società inclusiva. I relatori saranno Paola Ortolan, magistrato, e padre Giuseppe Riggio, direttore di aggiornamenti sociali, con la partecipazione anche di alcuni enti del terzo settore del territorio. E noi ringraziamo tutti i ragazzi, gli insegnanti, tutte le persone che hanno collaborato a questa serata, i relatori per i preziosi spunti, le riflessioni, e vi auguriamo una buona serata. E ultimi commenti prima. Indicazione: all'uscita trovate questo volantino. Oggi abbiamo anche celebrato la messa in ricordo del beato Giuseppe Toniolo. C'è il volantino del premio Giuseppe Toniolo. Quest'anno il tema è la vita in pienezza sull'esempio del beato Toniolo per essere dono al prossimo e pellegrini di speranza nella società del nostro tempo. Vi ringraziamo e ringraziamo ancora con un forte applauso questa comunità.